Buongiorno, oggi è sabato 8 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:19. La luna si leva alle 6:57 e cala alle 22:24. Oggi si celebra San Nicola. Il nome Nicola deriva dal greco e significa vincitore del popolo. La giornata mondiale degli oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno, giorno dell'anniversario della Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro. Costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future. Sono 72 le candeline per la cantante britannica Bonnie Tyler, nome d'arte di Gaynor Hopkins. È considerata la First Lady del rock internazionale, con la sua voce roca e graffiante. Negli anni 70 ottiene una nomination al Grammy Award con uno dei suoi capolavori, Total Eclipse of the Heart. Festeggia 73 anni l'attrice americana Katie Baker. Star del piccolo schermo, in carriera vanta 3 Emmy, il più importante premio televisivo a livello internazionale, e un Golden Globe come migliore attrice per la serie TV La famiglia Brock. Infine, oggi compie 73 anni l'attrice brasiliana Sônia Braga. Irrompe sulle scene italiane nel 1982, svelando al grande pubblico della TV il mondo della telenovela con Dancing Days. È un enorme successo, superiore anche a quello di molte soap opere americane. Un futuro inquietante, dominato dal misterioso Grande Fratello. Nessuno conosce la sua identità, eppure esercita un controllo totale sulla vita dei cittadini. Questa è la trama del capolavoro della fantascienza 1984 di George Orwell, pubblicato l'8 giugno 1949. Il libro ha introdotto l'espressione Big Brother o Grande Fratello, come simbolo di un'invasiva sorveglianza sulla nostra privacy. Da qui nasce la popolare trasmissione televisiva che continua a far appassionare milioni di spettatori alle vicende dei partecipanti. Lo sapevate che in assenza di sonno alcune aree del nostro cervello possono entrare in una fase di sonno non REM? In condizioni di affaticamento dovuto alle poche ore di sonno, anche gli stati di apparente piena vigilanza potrebbero infatti presentare imprevedibili episodi di temporaneo sonno locale, con potenziali conseguenze negative sulla performance cognitiva e sul controllo del comportamento. Le ore di sonno consigliate per evitare tali episodi sono dalle 7 alle 9, con variazioni dovute a vari fattori tra cui età e stile di vita. Buon weekend ai 12. Oggi dolcissima e potentissima è la luna in Cancro, ma litiga con Nettuno, i sogni, mentre invece Venere è quadrata a Saturno. Cosa vogliono dirci le signore dello zodiaco che questo weekend inizia con una revisione sentimentale importante per i 12. Ariete, oggi è l'ultimo giorno in cui godrete del passionale ed intenso pianeta rosso che abita nei vostri gradi, il vostro Marte. Gli altri pianeti intanto cosa dicono? La bella Venere vuole diventare ancora amica, ma tenderebbe ancora a razionalizzare un po' il vostro dialogo in amore, quindi a tenere qualcosa dentro. La Luna invece vi obbliga, con il suo stretto passaggio sulle vostre stelle di sogni e di esigenze un po' più morbide, a liberarvi anche delle emozioni importanti.
Toro, la vostra giornata oggi è una giornata contrassegnata da una luna decisamente molto amica, ma che con Nettuno vuole chiarire il vero significato della parola data e della certezza delle proposte fatte. Quindi oggi sarete un pochino più severi, gemelli, una giornata assolutamente piena di significato, proprio perché Plutone gioca ancora con Giove. Mentre Mercurio si allontana, ma Venere vuole con Saturno discutere dei caposaldi affettivi della vostra vita. La Luna davanti agli occhi e sembra voler aggiustare un po' di cose pratiche in famiglia. Cancro, la Luna oggi è ospite nei vostri gradi, è potentissima e dopo essere rinata nuova litiga subito con Nettuno proprio perché vuole realizzare i sogni che avete nel cuore, seppur è conscia della difficoltà enorme che serve per superare, per realizzarli. Leone, una giornata molto caotica oggi nel cielo e tutto questo bailam di pianeti in movimento vi rende un po' nervosi. Oggi è comunque una giornata molto interessante per degli incontri nuovi o per elaborare alcune frasilette che sembrano avere un significato più complesso di quanto non sembrasse. Vergine, una giornata molto particolare oggi, visto che i pianeti sono un po' in baraonda. La Luna vi è però amica e oggi il conforto amicale di qualcuno potrebbe rivelarsi prezioso, mentre ancora Saturno che quadra Venere vi ricorda che c'è da colmare una distanza affettiva in amore. Bilancia, una giornata oggi segnata da una luna un po' antipatica, una luna che vi fa riflettere sul senso della perdita, mentre Venere invece vi vuole desiderosi di certezze. Ognuna di queste due esigenze premerà un po' sul vostro cuore e forse riuscirete a desiderare qualcosa di diverso. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che mette a dura prova proprio la relazione e la considerazione affettiva che avete nel mondo pratico. Oggi è una giornata in cui avete bisogno di sicurezze e sarà la luna a darvele, poiché in famiglia troverete tutto l'amore possibile. Sagittario, una giornata un po' complessa e complicata oggi proprio perché i pianeti d'opposizione automaticamente litigano con Saturno che non ve le manda sicuramente a dire e che quindi vuole che siate un pochino più oggettivi nella valutazione degli eventi che hanno a che fare con l'economia. Capricorno, a proposito di economia, ecco gli economisti dello zodiaco che con un Saturno così in difficili rapporti con Venere e il Sole deve decidere se accontentare qualcuno che ama o pensare a quanto possa essere vantaggioso fare una cosa piuttosto che no. Beh, lo scoprirete col tempo, amate di più o volete spendere di meno. Acquario, una giornata decisamente interessante oggi, visto che i pianeti sono sì in ottima posizione, ma pongono delle domande importanti, soprattutto sul benessere e sulla fattibile vivibilità di un nuovo rapporto che vi sta scaldando il cuore. Al cuore non si comanda e poi, se fosse razionalizzabile, non si chiamerebbero sentimenti, ma ragionamenti. Pesci, la giornata di oggi è una giornata molto significativa proprio perché Sole e Luna chiedono di essere rassicurati in amore e sarà proprio il vostro Saturno di fermezza a potere e dover reggere una situazione affettiva molto importante. Più sarete forti, più salverete tutto. Una voce che risponde alle richieste d'aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Con quest'idea Ernesto Caffo, professore di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena, l'8 giugno del 1987 dà vita a Bologna all'associazione Telefono Azzurro, attivando la prima linea telefonica d'emergenza. Oggi vi sveleremo un famoso modo di dire better late than never, tradotto letteralmente come meglio tardi che mai. E ora vi spiego perché questa frase è un vero e proprio mantra. Potrebbe sembrare un problema, ma se ci riflettiamo è meglio fare le cose in ritardo piuttosto che non farle affatto. Immaginatevi un appuntamento o un impegno. Anche se siete in ritardo, siete ancora lì e potete fare la differenza. E in siciliano c'è un modo di dire che suona molto simile: ogni lassata è pessa.
La vita è piena di opportunità da afferrare al volo, senza lasciarci nulla indietro. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Lasciatevi conquistare dalla storia di un maestro della musica, Robert Schumann. Fin da adolescente Schumann aveva un incubo ricorrente, sognava di affogare nel fiume Reno. Ma chi avrebbe mai pensato che quel sogno tragico si sarebbe trasformato in realtà dopo 25 anni? Salvato in extremis dai coraggiosi barcaioli, Schumann si trovò catapultato in un manicomio, dove i suoi demoni interiori lo perseguitavano incessantemente. Le sue allucinazioni lo trasportavano in un mondo surreale, dove gli angeli gli ispiravano melodie divine, mentre diavoli, sotto forma di tigri e iene, minacciavano di trascinarlo negli abissi infernali. Ci salutiamo con la frase del giorno. C'è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce. E noi accogliamo la luce che entra dalle serrande delle nostre finestre, perché significa che un nuovo giorno è pronto per iniziare. Ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco.